Sì, oggi è una bellissima giornata, appunto un bel segnale che viene dato a chi in maniera molto maleducata continua ad abbandonare i propri rifiuti lungo gli argini del Piave, lungo questo bellissimo fiume che oltre ad avere una bellissima valenza ambientale, ricordiamoci anche la sua importanza storica. Io devo ringraziare sicuramente le amministrazioni comunali, tutte e 11, le rivierasche del fiume, che hanno aderito a questa iniziativa del Consiglio di Bacino di Savno, e soprattutto devo ringraziare i volontari, li abbiamo visti all'opera. Sono famiglie, sono bambini, sono ragazzi che oggi appunto hanno dedicato questa giornata, il loro tempo, a ripulire le sponde del fiume sporcate da questa gente che definire incivili è poco. È una soddisfazione vedere questi ragazzini che saltano dentro nei fossi per tirare fuori il metallo, la carta, la plastica che c'è lasciata dalla gente incivile e vederli tutti soddisfatti a recuperare le cose. Guardate, questo è un segno di civiltà che ci danno i nostri giovani. Beh, ormai è un appuntamento che diventa fisso, spero di allargarlo, partire dalla sorgente che arriva fino alla foce per far vedere che il Piave ci interessa. Ma io penso che sia uno dei nostri obiettivi principali, perché l'ecovandalismo va combattuto in tutte le maniere. Io penso che anche la denuncia penale dovrebbe essere pronta per chi fa certe azioni che sono, abbiamo visto a Meduna, abbiamo visto da tante altre parti, buttano rifiuti soprattutto nei corsi d'acqua. Oggi Valdobbiadene aderisce anche quest'anno all'iniziativa proposta dal Bacino e da Savno per i comuni rivieraschi e trevigiani del fiume Piave, questa giornata di raccolta dei rifiuti, ma soprattutto una giornata di sensibilizzazione. Fortunatamente Valdobbiadene ha molte associazioni, molte brave persone che nel corso dell'anno organizzano sia giornate di raccolta rifiuti che di sensibilizzazione. È importante, lo è sempre più. Oggi abbiamo tanti ragazzi qui presenti e questo fa ben sperare. Chi abbandona rifiuti commette sempre dei gesti di inciviltà, ma quando lo si fa in un luogo sacro alla patria non so che dire. Quindi bene questa giornata, auguro una buona giornata a tutti i volontari qui a Valdobbiadene ma anche negli altri comuni rivieraschi. Ringrazio Savno e ringrazio tutti i comuni che sostengono queste iniziative. La risposta della cittadinanza è stata molto buona nonostante il weekend festivo, diciamo. Abbiamo avuto una buona risposta, si sono presentati tutti qua entusiasti all'orario prestabilito, quindi siamo soddisfatti insomma, di questa seconda edizione di Piavenet. L'importanza di queste giornate è sensibilizzare la popolazione nella tutela del territorio che abbiamo, che è patrimonio di tutti, quindi anche i bambini, perché c'erano anche diversi bambini, sensibilizzare anche i bambini sulla conservazione e tutela del territorio secondo noi è importante. Allora ci aspettiamo un risultato tra virgolette scarso, nel senso che speriamo che i rifiuti che vengono raccolti siano davvero pochi, anche perché abbiamo delle associazioni molto attive sul territorio che durante tutto il periodo dell'anno si occupano di fare la raccolta dei rifiuti e quindi speriamo veramente che trovino poca roba. Sì, fortunatamente ci sono delle associazioni di volontariato che ci aiutano con la gestione, con la manutenzione ordinaria del Parco del Settero Basso, quindi il Parco del Piave. Oggi faranno lo sfalcio dell'erba, ci saranno dei volontari, quindi siamo molto contenti che comunque questa giornata abbia riunito sia la raccolta dei rifiuti abbandonati che la pulizia del parco. Ringrazio molto e soprattutto le ragazze del No Plastic Girl che comunque hanno gestito l'organizzazione di questa giornata che spero riesca al meglio.